In queste puntate, Suns, Festival dei canzoni in lingue minoritarie, servizi che stanno donde ai vielis, une mostre su d'olivo a Palazzo Morpurgo, gli appuntamenti de settimane. La varietà linguistica è di sempre una delle ricchezze culturali più evidenti della nostra regione. Per mostrare con forza al nas Suns, il Festival dei canzoni in lingue minoritarie che si svolgerà sabato ai 12 di settembre al Teatro Palamostre di Udine. Al concorso sono stati presentati 23 canzoni cantati in 10 lingue differenti: Occitan, Retoromans, Ladin, Arbresh, Sard, Catalan, Sloven, Romani e naturalmente Parfurlan. I finalisti selezionati sono Dr. Deer en Sier si Posse, hip hop de Sardegna, Encresciadum, jazz de Val di Fasse, Aristoica, gypsy swing di Vienne, Cicimeca, folk rock acoustic per Catalan, Peppa Mariti Band, rock cantat per Arberesh, Resistance in dub Furlan Sarta, dunque un Dr. Bus di Cagliari, Ursina Geiger, cantautore soul dal Canton dei Grisons, e Lino Straulino, il nostro famoso parte bandiere Furlan. I Prince dei Puis che daranno la possibilità di partecipare ai finalissime dal Liet International Festival Musical des Lenghis Mancul Paundudis d'Europe, che si svolgerà a Leeuwarden, capitale di Frisia, dai Paesi Bassi, il mese di ottobre che viene. Suns è come la ponte dall'iceberg di un lungo lavoro che di poco alle sbroccat furte candidatura di Udine per ospitare le finali dal Liet al 2011, un evento che reclama ogni network, anche BBC e CNN. Ma tornando a Suns, l'evento che fa diventare la manifestazione una roba per da bondi non perdi, sarà l'unico e ultimo concerto di reunion dai mitili FLK. 1336 contatti agli ultimi 3 mesi e 111 news utens. Sono questi numeri dal servizio di prossimità, non alla solitudine, che mostrano che queste iniziative, in maneade 5 anni in daur dal comune di Udine, per portare un aiutore ai vielis, soprattutto quando sono di Bessoi, e è ormai un riferimento per tutta la terza età in città. La crescita delle domande si continua, ma lo è anche la prontezza a rispondere dai servizi che mettono in ogni comune e associazioni di volontariato. A Udine sono 3 i sportivi attivi, un in via Pradaman, un in Largo des Gracis e un in via Martignà. Sono questi ultimi 2 a essi che più do preas, con passe 500 segnalazioni per om. Con i servizi più domandati dagli anziani sono soprattutto la spesa e i trasporti, ma anche dome informazioni e consulenze. Altri di bisogni dai nostri svielis che non si può ingrandiare di Bessoi e sono la chioli medicini o referti medici dall'ospedale, piccole riparazioni o qualche cura personale a chiesa. Insomma, sono servizi per da buon seri, che almetta ad un 26 realtà dal comune per aiutare in maniera un'evore concreta con i FAS e non con gli speraulis. Allora, von de chiaccaris e se avete bisogno, chiamate il numero verde gratuito VOT 00 20 19 11, attivo 24 ore in D. Udine al post vantarsi di aver avuto uno dei più grandi architetti dal Novecento italiano, Marcello D'Olivo. E gli sgalaris dal progetto di Palazzo Morpurgo e riguardano queste importanti figure con una piccole ma belle mostre che si può dare avvio fino ai 19 di ottobre. E è un'esposizione che è dedicata al monumento al milite ignoto di Baghdad e ai progetti per Ecotown, città ecologiche immaginate e mai realizzate dal dotto. Che si sopari su nevore problematiche e plenis di forze creative e vanno a mostrare 2 esempi di catalogazione sistematiche che afflancano una lunga serie di documenti e fotografie. In tessuaggio d'esposizione si favela anche in una sezione di poesia di attività di pittore di D'Olivo, sarà corman col conosciuto ma in tutto caso un evore interessante. L'esposizione che dio dal patrocinio dal Ministero per gli Affari Foresti, delle ambassade delle Repubbliche dall'Iraq e dei sovrintendenti al Friuli Venezia Giulia, e nasce collaborazioni entre Gallerie di Arte Moderna di Udine e Festival di Architettura di Parma e Reggio Emilia, e cerca di valorizzare l'opera dei più grandi architetti furlani dal Novecento a Tor Palmont, tanto che è già stata fatta in Sindaur con Gino Valle e Raimondo Aronc.
gli appuntamenti delle settimane. I due mestris, serate musicali fondate sugli scioperi di Giorgio Maineri e Martin Di Como, per il Festival Internazionale di Musica Antiga, io i 10 di settembre ai 9 di sera, dal Salone del Parlamento al Gistiel. Di Vinas ai 11 a domenica 13 di settembre, grandi celebrazioni per i 60 anni della fondazione delle Brigate Alpine Giulia. Per l'invie, percorso di culture plurali in Friuli, martedì 6 di settembre e Vinars ai 11, des 5 mesi di sera, proiezione su La voce di Pasolini e Pasolini e la musica.